Sono Gabriella Barbati di Masteria Sardo. Voglio preparare con voi una ricetta molto carina a cavallo tra stagione, primavera e estate. Una pasta con piselli, zucchine, limone, maggiorana e pecorino. Oggi a mangiare siamo 5 persone, quindi taglierò mezzo chilo di pasta. Pasta lunga, ma la potete fare, io la faccio con le fresine, lo potete fare col vermicello, lo potete fare anche con un mezzo rigatone, con una pasta corta. Ho già messo l'acqua a bollire, salo l'acqua della pasta e vado a sbianchire la metà dei piselli. Ho fatto 250 g di piselli, acqua e ghiaccio. Questo servirà a mantenere il colore e a bloccare la cottura. Quindi acqua bollente, faccio bollire per qualche secondo i piselli finché non salgono a galla. Ho delle zucchine le prime. Questa è sicuramente una ricetta che potete fare anche con i piselli che in questa stagione avete sgranato e vi siete conservati. Allora, pulisco le zucchine. I fiori li apro così e ne faccio, mi prendo i petali praticamente. I piselli sono saliti a galla e quindi li vado a mettere in acqua e ghiaccio. Tagliamo le zucchine a metà e poi a rondelle, diciamo a mezze lune sottili. Stessa cosa che ho fatto con i piselli farò con metà della zucchina. Quindi vado sempre in acqua a bollore. Nel frattempo con le altre 2 zucchine ho preso 3 zucchine piccoline, continuo a tagliare. Prendo una cipolla fresca o una cipolla ramata e andrò a farne fettine sottili. Nel frattempo anche le zucchine sono state leggermente sbianchite, vado ad aggiungere alla mia acqua e ghiaccio. Adesso quando si fredderanno, in questo modo conservo un bel colore vivo, le andremo a frullare e fare una crema. Non è indispensabile, però rende il piatto sicuramente più cremoso e più saporito anche. Vado a mettere sul fuoco la mia cipolla e olio extravergine. Allora, tra poco noi avremo le zucchine pronte. Queste sono proprio le prime. I piselli in realtà stiamo facendo le ultime raccolte, quindi appunto può essere interessante. Se voi avete avuto la cura di sgranare in questo periodo i piselli e di conservarli congelati, lo potete fare dopo. Chiaramente questa è una ricetta che si può fare con le fave, in aggiunta o in sostituzione di uno degli ingredienti, e potete fare anche con uno solo degli ingredienti. Quindi solo con le zucchine, solo con i piselli, solo con le fave, tutte e 3 insieme, solo 2 di questi ingredienti. Andiamo a fare il soffrettino, aggiungiamo un poco di sale, quella che è un effetto igroscopico, e inizio ad aggiungere un pochettino di maggiorana per dare l'aroma e peperoncina di pepe. E vado a scolare i miei piselli e le zucchine. Quando vedo che si è ammorbidita la cipolla, vado ad aggiungere i piselli e le zucchine e faccio cuocere a fiamma media. Nel frattempo posso già calare le mie fresine. Ora, mentre le fresine cuociono o l'altra pasta che avete scelto e piselli e zucchine sono in cottura in padella, nel frattempo aggiungiamo un goccio di limone, un goccio d'olio e una spruzzatina di pepe qui nel nostro bicchiere, dove andremo a frullare olio extravergine e qualche goccio di limone, che mi aiuterà l'acido citrico quindi a bloccare ancora il colore, a non far ossidare e quindi scurire le mie verdure, che come vedete sono belle verdi, sia a dare una nota acida che è sempre bene mettere in un piatto per bilanciare i sapori. Aggiungiamo un goccio di acqua di cottura della pasta
La nostra crema è bellissima, adesso la andiamo a recuperare tutta, però giriamo. Molto buona, non abbiamo ancora aggiunto il sale. Quando cucinate per qualcuno, anche per voi stessi, abbiate sempre la cura di assaggiare. Noi ci grattugiamo un po' col pecorino. Aggiungiamo adesso i fiori e assaggiamo. Allora, possiamo aggiungere un altro pochettino di sale, ma non portiamo completa salatura al piatto perché andremo ad aggiungere l'acqua della pasta per completare la cottura. Per cui, andando in riduzione, il sale si concentra. Il pepe in questa fase mi sprigiona a caldo gli oli essenziali, per cui mi dà più sapore. Quando lo aggiungerò a freddo mi rimarrà più il profumo. Aggiungiamo per completare la cottura un po' di acqua della pasta. Vediamo il rametto di maggiorana, che ormai è scaricato il suo aroma, e andremo ad aggiungere di fresca, un pochettino adesso e un pochettino alla fine. Guardate che meraviglia! Lo andremo a completare con la salsa, che vedete quanto è bel verde, sarà un capolavoro. Allora, mancano 3 minuti di cottura, riaccendiamo, scoliamo la pasta. Se volete usare lo scolapasta, conservatevi dell'acqua di cottura. Facciamo un bel mestolo di acqua della pasta, pinza o forchettone, e fate questo movimento rotatorio che vi aiuta a sprigionare l'amido della vostra pasta. In questa operazione fatela in una padella larga, state comodi, perché così il calore è ben distribuito per tutto il volume della pasta, su un fuoco che diffonda bene. Quindi se la padella è grande, anche il fuoco, scegliete un fuoco grande. Questa è una fase in cui insomma l'acqua deve bollire, quindi per completare la cottura, quindi io vi consiglio un fuoco vivo. Aggiungiamo un altro poco di acqua, vediamo un attimo la cottura, dovremmo esserci. Sì. Allora, un minuto scarso prima di spegnere, aggiungete la vostra crema. Okay. Adesso che ho la morbidezza che mi interessa e la cottura che mi interessa, è tutto bello caldo, spegno e vado ad aggiungere gli elementi a conclusione per la mantecatura. Allora, un poco di scorzetta di limone, un altro goccetto di succo di limone, un goccio, maggiorana, pepe e pecorino. Tutto questo a fuoco spento. Continuo a mantecare con vigore per completare l'emulsione appunto fra i grassi, gli amidi e l'acqua. Se sapete saltare o se vi volete allenare, saltate. E voilà, il nostro piatto è completo.